La torre di 10 cavalli o della Porta in 5 punti. La torre dei 10 cavalli o della Porta sorge in località San Giovanni a pochi chilometri dal centro abitato di Muravera. Non si conosce la sua precisa data di realizzazione, ma si sa che nel 1553 era già operativa. La sua forma inusuale la rende unica tra le torri costiere della Sardegna e infatti è realizzata sopra la porta d'ingresso di un presidio militare in cui erano acquartierati 10 cavalieri che avevano la funzione di avvisare i villaggi limitrofi in caso di attacco dal mare. La torre consta di 3 elementi: la porta, che è alta 6 metri, larga 9 metri e profonda 5 metri, la torre appunto che è costruita sopra di essa, e poi 2 cortine murarie laterali che presentano delle feritoie. Raggiungerla è facilissimo, è segnalata dalla strada ex 125 che porta da San Priamo a Muravera o viceversa. Dell'incrocio del lungomare di San Giovanni trovate i cartelli che ve la indicano, è a poche decine di metri dall'incrocio, quindi si può arrivare anche con la macchina. Una curiosità: a poche centinaia di metri dalla torre si conserva, ancora è stata restaurata da poco ma faremo un video specifico, una chiesetta campestre chiamata di San Giovanni. Se vi piacciono i nostri video seguiteci e condivideteci ai vostri amici. Ciao, alla prossima!